Continuano gli appuntamenti del Master di Scrittura 2025 dedicato alle parole del viaggio promosso dalla Strada degli Scrittori nell'anno di Agrigento, capitale della cultura, in corso di svolgimento fino al prossimo 31 maggio, presso la sala Sebastiano Tusa di Villa Genuardi, concesso dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. Una settimana di lezioni, laboratori, escursioni e confronti diretti con scrittori, editorialisti e artisti. Ieri tra i docenti del Master la scrittrice Dacia Maraini, Marina Castiglione, docente universitaria, e Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Kirby Club italiano. È stata un'esperienza ma che arricchisce, perché il luogo comune vuole che i giovani oggi non si interessano di nulla, e invece secondo me c'è molta attività, solo che quelli che non si interessano di nulla fanno più rumore. Io penso che uno scritto, che sia romanzo, saggio, deve creare delle emozioni. Se crea delle emozioni va bene, se no vuol dire che è da buttare, insomma. Possono essere emozioni estetiche, etiche, possono essere emozioni che riguardano la visione del mondo, la religione, l'educazione, però devono riuscire a suscitare emozioni. Oggi nel nostro laboratorio, a proposito delle parole del viaggio, abbiamo proprio intrapreso un percorso di narrazione a partire dai nomi di luogo, perché i nomi di luogo sono spesso parlanti, parlano, narrano la storia delle diverse popolazioni che sono state presenti in Sicilia e che hanno utilizzato le designazioni toponomastiche per dare una sorta di bussola a chi viveva quei luoghi, quindi nomi greci, nomi latini, nomi arabi, nomi francesi, nomi spagnoli, che in qualche modo si inseguono nelle nostre campagne per raccontare di una terra che è stata ricchissima di presenze e che proprio della sua diversità ha fatto un vanto, sia per essere una zattera in qualche modo nel Mediterraneo, ma anche per lanciarsi, come è sempre stato, attraverso i dialetti e attraverso la letteratura in Europa. Io personalmente lavoro sul campo, quindi vuol dire nelle scuole, nei territori, presso le comunità, mi occupo di dialetto dall'inizio degli anni 90, ma ovviamente il mio maestro, il professore Ruffino, da assai prima di me, almeno 20 anni prima di me, e chi lo ha preceduto da ancora prima. Poi in questo momento siamo nella patria di Pirandello, e Pirandello affrontò proprio nella sua tesi di laurea un argomento che gli stava particolarmente a cuore e in cui evidenziava delle differenziazioni, che era quello dei suoni della parlata di Girgenti. Poi in realtà in quella tesi c'è la parlata di Girgenti, ma ci sono le differenze rispetto alla parlata di Canicattì, rispetto alla parlata di Casteltermini, perché noi siamo proprio un puzzle di diversità. In questo momento c'è un dibattito che è nato forse più nei tavoli politici che non in quelli delle comunità, che hanno una viva, spesso ma non sempre, volontà di mantenere ancora come dire, autentico il proprio dialetto, ma l'autenticità non sta nella standardizzazione, anzi la standardizzazione è il più delle volte un'anticamera della morte, come spesso è accaduto in altre realtà dialettali ovviamente non siciliane. Basta guardare i dati Istat per rendersi conto che ad esempio una lingua iperprotetta come il sardo in realtà oggi gode di pochissimi parlanti sardi. Noi invece abbiamo forse la percezione attraverso i nostri studenti, attraverso le scuole, di una realtà che si è andata modificando in questi ultimi anni, dalla dialettofobia più assoluta anche all'interno del mondo della scuola. Si è passati ad a un certo apprezzamento, ecco, anche ad una curiosità in virtù di una legge regionale che c'è e con fatica comunque funziona, che è la legge 9 del 2011, in cui infatti non si parla di lingua siciliana, ma si parla di patrimonio linguistico siciliano, perché in Sicilia, oltre ai nostri dialetti e romanzi, abbiamo anche l'albanese e abbiamo delle comunità gallo-italiche che peraltro neanche rientrano all'interno della legge sulle minoranze del 1999. Quindi una grandissima
grandissima ricchezza ed è quella che dobbiamo preservare, che dobbiamo fare conoscere, ricordando che lingua non è soltanto comunicazione, ma è soprattutto storia e cultura. Quindi se tutto quanto si perdesse della Sicilia, compresi i templi, ma se non si perdesse il dialetto, dentro il dialetto troveremmo tutte quelle presenze linguistiche e culturali che hanno fatto un'identità molto sfaccettata che non può essere ridotta neanche linguisticamente ad un unicum. È stata un'esperienza molto divertente, interessante, rinfrescante, piena di giovani e meno giovani molto interessati al tema, alle sfaccettature del tema del viaggio, dei rapporti fra la letteratura e diciamo la cartografia dell'immaginario, che è un po' il tema di cui ci occupiamo noi al Touring. Abbiamo ragionato su cosa vuol dire essere viaggiatore oggi, turista oggi, passeggero in realtà, molto più spesso, cosa vuol dire orientarsi nello spazio reale ma anche immaginario grazie a delle mappe, a delle carte, usando la letteratura ma anche la cartografia per da un lato scoprire degli aspetti della realtà, del mondo che ci circonda, sconosciuti o in qualche modo meno raccontati, ma poi anche cosa vuol dire avere cura, prestare attenzione ai luoghi e alle storie individuali o di comunità per restituire tempo, diciamo, a degli aspetti della realtà che poi nella esperienza quotidiana della mediazione degli schermi, dei cellulari, della disintermediazione digitale, ecco, vanno forse un po' perduti in termini di esperienza. Ecco, qual è il senso di fare delle guide, di fare dei libri di viaggio, qual è il senso di raccontare il mondo in un contesto come quello in cui viviamo, in cui siamo spesso ricondotti a una esperienza di passeggeri e non più di viaggiatori. Grazie.